di lavoro che il primo ministro finlandese risultava aver lanciato, salvo poi smentire tutto, nella Marca c'è già l'apripista. Ben 6 anni fa un'azienda di Mosnigo di Moriago e gli affari vanno a gonfie vele. È iniziato oggi in aula Bunker con la costituzione delle parti civili il maxi procedimento per la camorra ad Eraclea, 76 alla sbarra anche Trevigiani. Il procuratore Cherchi dice siamo solo all'inizio. Guerra USA-Iran, il capo nazionale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria invia una nota ai direttori delle carceri, alzare il livello di allerta per il rischio minaccia terroristica. Travolta da un'auto sulle strisce pedonali mentre va al mercato, 81enne in ospedale, il dramma a Macerata. Nel pomeriggio a Treviso un altro investimento con un'anziana ferita, in questo caso l'auto non si è fermata. Smog, pioggia ancora lontana e si avvicina il rischio di un'allerta rossa. Nei prossimi giorni intanto si continua a discutere anche tra le pro loco sulla possibilità di ridurre i panevin. Il Veneto al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini, dati della nuova griglia dei livelli essenziali di assistenza. Intanto il TAR rigetta il ricorso sul maxi concorso per operatori sociosanitari. Sarà l'occasione della beatificazione di Papa Luciani a portare fra le montagne veronesi Papa Francesco. Il Santo Padre ha risposto così all'invito del presidente della provincia Padrin, che stamattina in Vaticano ha partecipato all'udienza generale. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'avete visto e sentito dai titoli, parliamo di lavoro, perché si è parlato a lungo di quello che sembrava essere un modello, la proposta del neo primo ministro finlandese, quello di lavorare per 4 giorni, una proposta che a quanto pare nelle ultime ore si è capito forse è stata smentita o forse è una vecchia proposta della donna prima che diventasse primo ministro. Quale che sia la verità della proposta finlandese, per settimane si è parlato di questo modello. Ebbene, si scopre che questo modello, lavorare 4 giorni a settimana, in realtà è già attivo e nella Marca trevigiana. È un'azienda di Mosnigo di Moriago che l'ha messa in atto e gli affari a quanto pare vanno bene. Vera o no, la proposta attribuita alla premier finlandese Sanna Marin di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni da 6 ore ciascuno, idea che da più di qualcuno è stata bollata come inattuabile, insostenibile in Italia, a Mosnigo di Moriago c'è chi la mette in pratica da tempo. È Paolo Bortolini, imprenditore di 67 anni, titolare di un'azienda che dal 77 realizza prodotti in lamiera. Mi sono sentito quasi in dovere di rispondere in questi termini. Noi lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto, abbiamo cominciato gradualmente circa 6 anni fa e da 4 anni lavoriamo 4 giorni alla settimana con tutti i dipendenti a part-time, perché la nostra filosofia ritiene che sia ora, ormai da anni, che cominciamo a pensare di lavorare meno e avere più tempo libero e una vita più sana e più tranquilla. Venerdì, sabato e domenica a casa, quindi per i dipendenti poco più di una decina, ma questo non ha influito negativamente sull'utile dell'azienda, anzi. Negli ultimi 8 anni la produttività intesa come fatturato su ora lavorata è raddoppiata. Secondo me è meglio lavorare meno rendendo di più. Un'altra questione è quella della tranquillità della vita, della serenità della persona. Se uno vive per lavorare, ben difficilmente ti rende come se lavorasse per vivere. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di rendere la vita nostra e dei dipendenti un po' più tranquilla, un po' più serena, un po' più degna di essere vissuta, perché non c'è solo il lavoro a questo mondo. Il personale è quasi tutto a part-time, il che non significa stipendi risicati. Abbiamo fatto una scelta di destinare una parte di questo utile aziendale a un incremento delle retribuzioni che sono parecchio superiori a quel che sono i contratti nazionali. Nei periodi in cui il lavoro è tanto, chi può fa qualche ora in più, quando è poco ci si mette tutti d'accordo e si chiude 1-2 settimane o si prolungano le ferie estive, come ad agosto, quando le settimane consecutive sono state 5. Conciliare vita e lavoro diventa così più semplice, anche perché il personale è costituito in gran parte da donne, assunte quando qui la crisi economica ha colpito duro il settore principale, quello dei mobilifici, e più di qualcuna aveva il marito in cassa integrazione. Le donne mi hanno chiesto il lavoro, io gliel'ho dato, sono molto soddisfatto di questo, perché sono molto affidabili, molto precise, molto dedite a quello che fanno, non hanno grilli per la testa, sono soddisfatto di come lavorano le mie signore. Cambiamo decisamente argomento, perché parliamo adesso dell'avvio del maxi processo per
la Camorra Eraclea, i casalesi, 76 persone alla sbarra, tra questi anche i trevigiani. Era dai tempi di Felice Maniero e della Mala del Brenta che all'aula bunker di Mestre in via delle Messi non si vedeva un via vai simile di avvocati, decine tutti schierati per il processo di camorra più grave che il Veneto ricordi, come sfondo Eraclea e il litorale veneziano, 76 indagati dei quali ben 37 con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma il rosario dei capi di imputazione articolato dalla rapina allo spaccio di droga, estorsioni, traffico d'armi, illeciti fiscali. Nella prima giornata dell'udienza preliminare Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, CGIL e Associazione Libera hanno chiesto di costituirsi parte civile, nessuna richiesta da enti locali come Regione o Area Metropolitana, né tantomeno dal Comune di Eraclea. Dopo l'appello di rito alle Costituzioni, alle 12.30 il rinvio da parte del GUP Andrea Battistuzzi, si andrà a oltranza dal 16 gennaio al 6 febbraio. Ogni posizione sarà attentamente vagliata. 20 giorni di sprint giudiziario anche per scongiurare lo scadere delle misure di custodia cautelare. Un sistema, quello di Eraclea, che secondo l'accusa ruotava attorno a quello che è stato definito il boss dei boss del litorale, Luciano Donadio. 50 le contestazioni a suo carico. Donadio si trova alla sbarra con i 2 figli. Abbiamo già fatto una scelta in linea di massima di andare al dibattimento, che è l'unica sede deputata dove verificare la consistenza e la sussistenza delle varie accuse particolarmente gravi, quindi quella è la sede deputata per fare le verifiche, cosa che quindi difficilmente si può fare in rito abbreviato, dove si va a discutere solo sul materiale che è stato acquisito dal pubblico ministero. Ha giocato d'anticipo la difesa dell'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre alla sbarra per voto di scambio. Per lui la richiesta è di giudizio immediato, mentre in aula bunker la contabilità in evoluzione. Sarebbero 2 al momento le richieste di patteggiamento, 17 di rito abbreviato. Di certo si preannuncia un dibattimento da record con una 50ina di imputati, molti da Eraclea e dintorni, tanti dal Casertano, e non mancano persone originarie e residenti tra Padovano e Trevigiano. Più della metà, viste le nuove normative, saranno in videoconferenza dai rispettivi carceri, novità che non piace all'avvocato di Donadio, che attualmente si trova in carcere a Nuoro. Cercheremo di ottenere anche un avvicinamento in modo da avere un contatto diretto. Già è penalizzante per la difesa pensare a un processo in videoconferenza, perché ovviamente non c'è quella contestualità che permette uno scambio continuo e diretto col proprio assistito. Se in più consideriamo che ogni volta che dobbiamo approfondire qualche elemento difensivo dobbiamo recarci a Nuoro, capirete che non è certamente semplice e non agevola una corretta linea difensiva. Ora eventi di guerra in Medio Oriente, la notte scorsa il contrattacco iraniano alle basi statunitensi in Iraq, dopo ovviamente l'uccisione del generale Soleimani, è proprio all'indomani della morte, dell'assassinio del numero 2 del regime iraniano, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini ha inviato una nota ai direttori e ai comandanti degli istituti penitenziari per elevare il livello di allerta e di sensibilità nei confronti di un possibile innalzamento della minaccia terroristica, anche ovviamente in relazione al contrattacco di questa notte. Ma allora, a pochi chilometri da noi, dalla Marca Trevigiana, nella base USA di Aviano, nel paese che ospita una delle basi più importanti, se non la più importante base statunitense a nord-est, qual è il clima che si respira? Sentiamo. Il vento di guerra del Medio Oriente soffia anche nella base statunitense più importante del Mediterraneo. Gli F-16 sorvolano Aviano, anche se la gente in paese quasi non se ne accorge. Qui tutti sono abituati a sentire il roboante rumore dei cacciabombardieri. Le manovre qui si confondono con le esercitazioni che la base svolge incessantemente da più di 60 anni in questo territorio. Il traffico aereo conferma comunque che tra le truppe americane la tensione è molto alta. Cresce spontanea di conseguenza la preoccupazione fra qualche residente che la base possa divenire l'obiettivo di un attentato. Questo è poco ma sicuro. È per quello magari che si scatena un po' di timore, di paura? Credo. Anche un cittadino americano è moderatamente preoccupato. Non è bella la situazione. Chiaramente l'Iran ha lanciato dei missili ieri notte in Iraq. Questo non è un bel segno. C'è pericolo secondo lei che la base di Aviano sia oggetto di attentati o... Non avrei idea, però non si sa mai nel mondo di oggi.
Per la maggioranza dei cittadini di Aviano però c'è da stare tranquilli. Dall'Iran fin qua noi viene. E terrorismo? Ma che terrorismo? Avremo più poliziotti e carabinieri qua che no a Roma. Non credo ci siano pericoli. Fino adesso non è mai successo niente. Secondo lei si sono rafforzati i controlli in questo periodo? No, è sempre la solita routine. Per il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, la situazione è sotto controllo ma di relativa tranquillità. Sembra che sia tutto normale, è evidente però che la situazione internazionale pone sicuramente degli innalzamenti dei livelli di sicurezza, no? Cosa auspica lei, sindaco? Si eviti di ricorrere alle armi. Bisogna assolutamente interrompere senza perdere tempo questa escalation di morte e ritorsioni finché siamo in tempo, secondo Don Franco, sacerdote di Aviano. È una polveriera che si è accesa, nessun tipo di guerra è mai giustificabile, nessuna uccisione è mai giustificabile. Se andiamo avanti qui ci roviniamo, c'è un mondo di pace, di fraternità, di convivenza. Esatto, e di stare calmi, tutti devono stare calmi, siano gli americani, siano gli iracheni. La cronaca adesso travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali per andare al mercato. Grave una 81enne di Macerata. L'incidente stamane proprio di fronte al municipio. Ad investire l'anziana, una 45enne di Villorba. L'anziana ha riportato alcune lesioni importanti, soprattutto al bacino e al capo, con ferite al volto, un forte trauma cranico. È ricoverata in prognosi riservata al Cafoncello. Il conducente del mezzo è risultato negativo all'alcol test. Nel pomeriggio un'altra anziana, 80enne, stavolta a Treviso, urtata da un'auto mentre attraversava ancora sulle strisce pedonali la zona di Varco Manzoni da un'auto che stava entrando per andare in centro. L'ha fatta cadere, proculandole una frattura al femore. In questo caso però l'auto non si è fermata, per questo la polizia locale cerca testimoni e sta vagliando le immagini delle telecamere. A Treviso intanto sono i giorni dello smog, con i livelli di PM10 che rimangono alti e il meteo non aiuta di certo. Secondo giorno di parziale stop alla circolazione dei mezzi a motore e l'allerta potrebbe cambiare colore da arancio a rosso se il livello delle polveri sottili non scenderà nelle prossime ore. L'analisi dei dati rilevati dalla stazione di Via Lancieri da Novara dice che a Treviso i giorni di sforamento da inizio anno sono 7 su 7. Non bene, anche se ARPAF invita a considerare il trend su un orizzonte più ampio. Negli ultimi 15 anni c'è un trend di progressiva riduzione delle concentrazioni in aria delle polveri sottili. Il tasto dolente è quello degli sforamenti. Pessima, ben oltre il limite di 35 fissato dalla norma. Se invece parliamo del numero di superamenti giornalieri dei limiti previsti, qui invece c'è ancora qualche cosa da fare. E oggettivamente il problema dell'inquinamento atmosferico in pianura padana è un problema reale su cui bisogna mantenere alta la guardia. Il blocco dei mezzi a motore appare poco incisivo, basta spulciare i dati per notare ad esempio ma da impianti vetusti, quindi con carburante, magari ancora con gasolio. I falò dell'Epifania invece sarebbero colpevoli solo marginalmente. C'è un materiale inquinante, è stato messo in evidenza, gli strumenti insomma non barano, però è una cosa temporanea, quindi la fonte che inquina poi termina velocemente. Per cambiare aria bisogna sperare nel meteo, da cui però non arrivano buone notizie. Nei prossimi giorni permerrà l'anticiclone, quindi un cambiamento, dobbiamo aspettare probabilmente una decina di giorni per un cambiamento temporaneo, quindi in questi 10 giorni noteremo ancora un peggioramento, quindi una massa d'aria stabile e soprattutto il fenomeno della nebbia anche intensa. Allora, i Panevin, dicevamo, la proposta di accorparli per inquinare di meno, se ne parla in questi giorni. Sentiamo cosa ne pensano gli organizzatori dei falò. Dopo la polemica seguita alla notte dei Panevin con i livelli di PM10 alle stelle, qui nel campo della chiesa di Sant'Angelo rimangono solo le ceneri del falò e la proposta di conciliare tradizione e ambiente accorpando i fuochi, accolta e rilanciata ai nostri microfoni dall'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Possiamo fare un ragionamento del prossimo anno, magari vedere se qualche parrocchia vuol mettersi assieme per fare un Panevin unico. Dalla Proloco di Sant'Angelo arriva la prima risposta. Sì che si può provare, tutto si può provare, basta che la cosa sia gradita un po', diciamo, dalle comunità.
Qui a Sant'Angelo, per esempio, nella sera del Panevin non c'è solo il falò, c'è la festa con la Befana e i bambini, ci sono i canti, il vin brûlé e la pinza, la tradizione cioè che si rinnova da decenni. Una cosa è ridurre i falò in altezza o in numero, altra cancellare o sminuire il rito di una comunità. L'importante è non rinunciare a queste tradizioni, anche perché anche quest'anno che abbiamo fatto questa manifestazione, qui c'era un fiume di gente. Se poi l'ordinanza del comune dice dobbiamo fare 3, 4, 5 panevin sul posto di farne 10, siamo qua per collaborare. Ma come fare in pratica? Fatto salvo il rispetto di tradizioni campanili, si può anche condividere lo stesso panevin con altre parrocchie, ma deve essere il comune a decidere numeri, luoghi e modalità. Prima cosa bisogna sentire l'ordinanza del comune e a sua volta l'ordinanza del comune dirà: in questo comune di Treviso possiamo fare tot panevin e noi allora ci metteremo d'accordo. La palla quindi torna a Casugana. È il comune che deve dirci dove e come fare, insomma. È tempo di bilanci in questi giorni di inizio anno, bilanci 2019 per i vari comandi dei Carabinieri. Sentiamo allora i temi emersi nel 2019 a Montebelluna. L'aumento delle pattuglie messe in campo nel 2019 contro i furti, pur in un territorio battuto dai ladri come quello tra Montebelluna e Giavera, ha dato alla fine l'esito sperato. E rispetto al 2018 l'anno si è chiuso con un calo dell'11% dei colpi in casa e del 20% delle rapine. Numeri contenuti nel bilancio dell'attività dei Carabinieri della Compagnia di Montebelluna, 7 stazioni in 15 comuni. La maggior presenza sul territorio, più incisiva, ha costituito un grosso, importante deterrente. Sempre più frequenti anche in questo comprensorio le violenze di genere, 4 nel 2018 gli arresti e 9 le denunce. Grosso impegno sul fronte del contrasto allo spaccio, dall'arresto del pusher del Parco Manin ai cinesi che avevano ricavato in un seminterrato una serra di canapa indiana. Dopo 4 anni il comandante Piscitello se ne va per assumere da venerdì un nuovo incarico a Padova. Lo sostituirà il capitano Gabriele Favero. Ricorda con commozione il comandante della stazione di Pederobba, Mariano Stefani, morto nel 2016. Tra i casi più significativi seguiti l'omicidio a cornuda di Sofia Melnik e le mobilitazioni dei risparmiatori di Veneto Banca. Sicuramente il ritrovamento del corpo della povera Sofia è stato un momento toccante, un po' anche per noi che siamo addetti ai lavori. Per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico, sì, e soprattutto le legittime pretese da parte dei cittadini che erano stati truffati, insomma, che avevano subito un danno economico dal crack dell'istituto di credito, con una serie di manifestazioni che hanno interessato il centro di Montebelluna. Pochi istanti di pubblicità, ripartiremo dalla sanità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo allora dalla sanità perché il Veneto è al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini e toglie il posto al Piemonte che scivola al quinto. Questo è quanto si apprende, i dati della nuova griglia LEA, livelli essenziali di assistenza, su 33 indicatori, dai ricoveri agli screening, che fa riferimento all'anno 2018 e che verrà pubblicata dal Ministero della Salute. Veneto dunque in cima con 222 punti su 225. Dicevamo 33 indicatori che vanno dall'adesione agli screening oncologici, ai parti cesarei, dal tasso di vaccinazione ai ricoveri inappropriati. Il commento del governatore Zaia in queste ore: con la qualità delle cure è stato centrato un obiettivo importante, quello del bene dei cittadini. La soddisfazione dunque del governatore Zaia. Intanto viene rigettato il ricorso presentato da 11 candidati che non avevano superato le prove del maxi concorso per operatori sociosanitari. Possono tirare un respiro di sollievo gli oltre 3.000 lavoratori della sanità veneta che avevano superato il concorso indetto d'Azienda Zero. Il TAR ha rigettato il ricorso presentato da 11 candidati che non avevano superato le prove e che avevano messo in dubbio il concorso per presunte irregolarità. Sentenza arrivata e pubblicata, le assunzioni per gli operatori sociosanitari sono valide, così come ovviamente il maxi concorso. Per quanto riguarda l'US 2 sono più di 1.000 i candidati nella graduatoria e oggi questi hanno la certezza che quella graduatoria è valida e soprattutto quelli che sono già stati assunti, che sono circa 135, hanno la certezza che quell'assunzione è un'assunzione assolutamente legittima. Se il ricorso invece fosse stato accettato, i lavoratori assunti avrebbero perso il lavoro senza possibilità di ammortizzatori sociali. Soddisfazione quando la notizia della sentenza ha cominciato a girare anche sui social.
C'era sicuramente molta attesa, tant'è che ieri, soprattutto attraverso i social, non appena la notizia è stata diffusa, ci sono state tante manifestazioni di, in qualche maniera, felicità da parte di tutti quei lavoratori che finalmente avevano avuto una grande opportunità. Ora, spiega Zuliane, confidiamo che a seguito di questa notizia riprendano in maniera rapida le procedure di assunzioni che in molti casi hanno subito un rallentamento determinato dalla pendenza di ricorso sul concorso. Torniamo a parlare del dramma del 27enne di Quinto ucciso da un male incurabile. Abbiamo raccontato ieri, oggi il ricordo di chi conosceva bene Enrico. Piano piano si è fatto largo nel cuore di tutti i compagni e dei dirigenti. Un ragazzo umile, educato, serio, che dava e pretendeva il massimo da tutti. Amava lo sport ma anche gli animali. Enrico Crosato, 27 anni, stroncato da un male incurabile. Da circa 6 anni faceva parte dello Sporting Quinto. Parla con gli occhi lucidi Luca Cornolti, il presidente della società, che lo descrive come un giovane serio che era entrato in punta di piedi facendosi amare subito. Molta passione e molta serietà, devo dire. Ha lasciato un grande vuoto nei ragazzi nello spogliatoio, non sarà facile riempirlo. Oggi la pagina Facebook della società ha voluto salutarlo in maniera semplice, così come lo era Enrico, un ragazzo come tanti, con il sorriso pronto ed una parola gentile per tutti. Amava gli animali, tanto da dedicare il suo tempo libero come volontario dell'EMPA di Ponzano. Tantissimi messaggi dedicati e lasciati nelle pagine Facebook degli amici. Concedetemi un saluto ad un angelo che ha riempito il nostro rifugio con la sua amorevole presenza e dedizione nel curare i nostri ospiti, con questo sorriso che non potremo mai scordare. Così lo ha descritto anche una volontaria EMPA. L'ultimo saluto ad Enrico si terrà venerdì 10 gennaio alle 14:30 presso la chiesa di San Giorgio a Quinto di Treviso. Adesso le notizie dal Bellunese. A partire da un altro dramma che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, quello di Giulia De Bernardin, la piccola tragicamente strappata alla vita mentre era in vacanza dai nonni a San Pietro di Cadore, venerdì l'ultimo saluto. Un banco vuoto, il vuoto di un dolore grande, da lenire con la fede e l'affetto di quanti in queste giornate si stringono attorno alla famiglia di Giulia De Bernardin, la bambina di 10 anni strappata tragicamente alla vita in una giornata di vacanza e di spensieratezza. Giulia frequentava la quinta elementare all'Istituto Salesiano Agosti di Belluno e lì martedì mattina i genitori hanno accompagnato il fratellino Francesco che ha 7 anni. La presenza di quei genitori che sono stati stupendi, perché nonostante il dramma che stanno vivendo, il vuoto che c'è dentro di loro, capiscono che attorno, innanzitutto c'è Francesco, il bambino figlio più piccolo, e la loro scelta è stata quella di dire: noi dobbiamo subito buttarlo nella normalità delle cose, ed essere aiutato così dai suoi amici. Don Alberto racconta di abbracci ma anche di silenzio perché parole non ce ne sono. Poi c'è stato un momento in chiesa fatto di preghiera e di canti con la lettura del Vangelo dei bambini. Ho detto che anche Gesù ha pianto, che non è vero che Gesù vuole attorno a sé i più buoni, che è lui che vuole queste cose, ma semplicemente che questa è la vita. I bambini sono stati invitati a scrivere pensieri che saranno appesi a un albero, un modo, dice Don Alberto, per aiutarli a non tenere dentro quello che in questo momento stanno vivendo. Adesso c'è la preparazione al saluto che a Giulia sarà dato venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa di Don Bosco. Sarà una celebrazione semplice, dice ancora Don Alberto. La scuola metterà a disposizione dei genitori una psicologa per un incontro che potrà offrire gli strumenti utili a far elaborare il lutto ai propri figli. Il dolore è lancinante. Giulia era una bambina sana, praticava nuoto e nulla lasciava presagire il dramma che si è consumato venerdì scorso e che ha lasciato tutti senza fiato. Parliamo adesso di viabilità e collegamenti sciistici con i prossimi eventi sportivi mondiali che nel Bellunese porteranno novità in provincia, soprattutto in tema di grande viabilità. Si parte col professor Giovannardi e l'avvocato Lillo, che sono i due membri nominati dalla Regione del Veneto. In queste ore arriveranno anche i nominati dalle altre realtà, quindi la Regione Lombardia, Comune di
Milano e gli altri esponenti del mondo dello sport, e quindi siamo pronti per la fase operativa, che è quella degli investimenti e delle attività. Zaia Calalasso, anzi gli assi che rappresenteranno il Veneto nel CDA della Fondazione per le Olimpiadi Cortina Milano 2026 sono il professor Andrea Giovanardi e l'avvocato Antonella Lillo, due profili tecnici altamente qualificati delegati ad essere figure a tutela dei 4,5 miliardi che il Veneto gestirà per l'organizzazione delle Olimpiadi 2026. La Giunta ha formalizzato la nomina dell'avvocato Antonella Lillo e per la propria parte del professor Andrea Giovanardi, che verrà poi nominato anche dal Comune di Cortina. Si parte dunque pensando alle opere da realizzare. Noi abbiamo in animo di fare il collegamento a Rabba-Cortina, Cortina-Montecivetta e poi il collegamento con la Val Badia. Sono dei collegamenti che vogliamo rendere utili e circuitare con le Olimpiadi, se riusciamo a realizzarli, in maniera tale che si valorizzano tutto il comprensorio delle nostre Dolomiti. E la viabilità? Non abbiamo scoperto l'acqua calda, dice l'assessore regionale Elena De Berti, che risponde così alle preoccupazioni esternate nella conferenza di fine anno dal presidente della provincia di Belluno. Insomma, spiega De Berti, sapevamo da quasi 3 anni che le varianti non sarebbero state pronte per i mondiali. I cantieri che devono essere aperti nel bellunese per i mondiali sono 42 cantieri, 4 sono le varianti, ne rimangono 38. Questi 38 cantieri devono essere, in parte sono già stati realizzati, però devono essere realizzati completamente e finiti. Una cosa che il Presidente ha sempre chiesto e che noi continuiamo a sollecitare ANAS è che per i mondiali non ci devono essere cantieri. Cantieri chiusi e opere concluse, 4 varianti a parte. Sarà l'occasione della beatificazione di Papa Luciani a portare probabilmente fra le montagne bellunesi Papa Francesco. Il Santo Padre ha risposto così all'invito del Presidente della provincia Roberto Padrin, che stamattina in Vaticano ha partecipato all'udienza generale del Santo Padre. Non posso nascondere l'emozione per le sue parole, dice Padrin, che ci aprono la speranza di poter ricevere il Papa tra le nostre montagne. Sarebbe una benedizione enorme per tutto il territorio e per tutti i bellunesi, ha detto Padrin, che ha omaggiato, come vediamo nelle foto, il pontefice di uno speciale ricordo della tempesta Vaia, un calendario dell'Avvento scolpito in uno dei tronchi schiantati con i nomi di tutti i comuni bellunesi colpiti da Vaia. Siamo in chiusura, allo smog, l'inquinamento in primo piano, a 20:10 fra pochissimo, con l'assessore all'ambiente del comune di Treviso, Alessandro Manera, e poi come sempre il nostro viaggio tra i presepi. Andiamo a Granigo di Cavaso del Tomba, il presepe della famiglia Zabai Precoma, e con questo ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. L'alta pressione continua a stazionare sull'Italia, ancora non si vede all'orizzonte l'arrivo di una perturbazione che porti pioggia e che permetta un miglioramento della qualità dell'aria. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, tuttavia in pianura saranno possibili consueti banchi di nebbia, specie durante le ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto zero praticamente ovunque, valori massimi compresi invece tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 9 gradi.
Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, avremo anche qui un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o velato su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.